Pamino, Pamina, Papagena, prima, seconda e terza dama, la 51esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte assegna ai suoi vincitori 6 dei 10 ruoli per la messa in scena in autunno del Flauto Magico di Mozart al Teatro Mario del Monaco, al Verdi di Padova e al Sociale di Rovigo. Corea del Sud, Spagna, Ucraina, i paesi di provenienza dei vincitori, ma anche l'Italia, con il soprano Vittoria Brugnolo, il mezzosoprano Eleonora Filipponi e la giovane bassanese Anna Francesca Battaglia. È un'emozione veramente, ancora adesso non faccio fatica a parlare, quindi veramente sono felicissima. Sicuramente mi preparerò al meglio perché cercherò sempre di dare il massimo e sicuramente divertendomi come Papagena mi ha insegnato a fare, quindi assolutamente. Io ringrazio tutta la giuria, questa meravigliosa opportunità che ho avuto che mi porterò nel cuore per tutta la vita, veramente. Sono veramente contenta e ringrazio tutta la giuria, tutta l'organizzazione anche. L'acustica qua uno non si deve preoccupare, proprio canta e va, il maestro e l'orchestra eccezionali. Credo che veramente il Toti Dal Monte sia parte costitutiva della città e del teatro. Non sono stati assegnati i ruoli di Papageno, Sarastro, Monostatos e la Regina della Notte. I ruoli nel Flauto Magico sono talmente speciali che anche qualche volta un cantante che non è molto bravo è particolarmente bene in uno dei ruoli del Flauto Magico. Sono stati invece conferiti 3 premi speciali offerti dai comuni di Mogliano Veneto, Pieve di Soligo e Montebelluna. Con questi eventi si migliora la cultura di una città e contiamo molto che il pubblico risponda anche per la prossima campagna abbonamenti. Presenteremo la stagione prima dell'estate, quindi presumo che sarà una stagione ancora più ricca nella presenza e nel grande pubblico trevigiano e non solo.